E allora sono proprio felice di ritrovarlo, un amico, nonché artista ovviamente, ma nelle vesti di cantante, insomma, ti ho visto qualche volta, ma oggi ufficialmente, insomma, sei qui proprio. Cerchiamo di divertirci. Sicuramente è una passione che però se va coltivata non è detto che non ti porti in vetta. Vabbè, uno lo spera. E noi te la auguriamo perché la tua voce è bellissima, noi già la conosciamo, così tra amici ti abbiamo ascoltato, ma adesso si fa sul serio. Alessandro Reorso ovviamente, quale brano ci farai ascoltare? Agenda è pazza. E confermo? E sottoscrivo? Lo sottoscrivo anche. Okay. Va bene Alessandro, allora noi ti lasciamo al nostro pubblico, però prima insieme, tu già lo sai perché ormai voglio dire è rituale questa cosa, al mio 3 diciamo insieme 1, 2, 3. Ci stongo pure io. Che la fa VIP ma non fatica e se fa i soldi pari anno. Chi la fa guerra e non sta buona ma guerra tiene in da capo. Poi ci sta vivendo solo illusione per in da televisione. So tutte copie, so cose sentute già. La gente è pazza, se va se cosa gira, la gente è pazza. Se fa sulla muina, la gente è pazza. Ci hanno scassato secca pazienza e stanno in mezzo a noi, la gente è pazza. Che figura di merda. Che figura di merda. Che figura di merda. Che figura di merda. Che le si mette a fa sempre in diretta e mo si sente importante. Chi le si impara una mezza canzone e mo si sente cantante. Se so buonato, se so miscato, non si capisce più niente. Ho fatto serie, mo chiama solo salvare. La gente è pazza, se va se cosa gira, la gente è pazza. Se fa sulla muina, la gente è pazza. Ci hanno scassato secca pazienza e stanno in mezzo a noi, la gente è pazza. Che figura di merda. Che figura di merda. Che figura di merda. Che figura di merda. La gente è pazza, se va se posa gira, la gente è pazza. Se fa sulla muina, la gente è pazza. Ci hanno scassato secca pazienza e stanno in mezzo a noi, la gente è pazza.